Buonasera, benchiatas con Gnovis. Alle passate quote mili casi di infezione di Covid-19 registrati in Friuli, Vignesi e Giulia. Dagli ultimi 24 ore sono 1081, il terzo dato più alto mai veduto in regione. A Faiu Saltarfure sono stati 10.356 tampons molecolari con una percentuale di positività dal 9,8% e 20.300 di test Welts antigenics. Sissimo ars registrati di questione femmine di 70 anni di Montereale in Valcelline, morte in ospedale, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 con 281 pazienti in psichiatris reparsi dagli ospedali. E sono scrisus di quasi il 14% negli ultimi 2 settimane i casi di positivi in Friuli, Vignesi e Giulia, alle quali risulta dai documenti dal controllo settimanale dalle cabine di regie, che in questi soris sono sotto la linea dal governo. Il tasso di occupazione dalle terapie intensive nella nostra regione è aumentato fino al 17%, invece alle calate che di altre aree mediche passata dal 25% al 23%. E sono calati un po' anche i nuovi Fuchs e Fuchs in attività. Vot infermieri speciali e dentisti in Friuli Vignesi Giulia sono stati segnalati agli ordini professionali per 9 fatti la vaccina contro il Covid-19. I carabinieri dal NAS di Uni hanno fatto purtroppo controlli in diverse attività della nostra regione e sono risultati 100 vaccine 2 medici dalla provincia di Udine, 4 speciali sempre dalla provincia di Udine e un di Trieste e un dentista dal Friuli occidentale. L'iter dal procedimento come al proviot per loro une prime di fide di 100 e un team non di più di 20 is per mostra di fatte le vaccine o di belle a mancul prenotate. E il presidente della regione Massimiliano Fedriga adesso Zonte all'anno infatti il bilancio delle attività dal 2021 alla tirate le linee di guida per il prossimo anno. Fra i risultati impugnati dall'esecutiva sono la revisione dei passi finanziari, le grandi risorse economiche mettute in valore per aiutare le imprese e le opere fatte per la salute e per la famiglia. Obiettivi dichiarati per il 2022 e saranno l'integrazione sociosanitaria, le nuove norme sulle strutture spaziali e nuovo focus su sicurezza e lavoro. È tempo di bilancio anche per il comune di Udine, che ha presentato i risultati ottenuti dal 2021. Importanti passi in avanti sono stati fatti per il verde pubblico e per i lavori pubblici. Non si infebele il sindaco Pieri Fontanin, sentinlo. Stincerante il 2021 e voi la giunta insieme al sindaco hanno fatto il bilancio, diciamo che quest'annata è stata un'annata difficile perché il Covid non sta molto tormentante, ma in tutto caso abbiamo fatto tanti robis. Una delle cose più importanti sono che deve migliorare la qualità dell'ambiente della città di Udine. Abbiamo cominciato a piantare le piante per fare due grandi boschi che saranno all'interno della città, dove verranno plantati più di 10.000 piante. E dopo abbiamo anche aumentato la raccolta differenziata, siamo passati da un 66% dal 2019 a un 75% alla fine di questo 2021. Quindi un bel risultato per migliorare l'ambiente, per recuperare tanti robi che invece di finire in discariche e poi ritornare al così chiamato circuito economico per essere recuperati. E dopo un'altra novità che di nuovo è aumentare le tasse. Abbiamo approvato un bilancio che ci permette anche con gli stessi base dell'anno passato di poter fare tanti robi. E abbiamo anche aumentato i posti di lavoro. Il Comune di Udine ha aumentato i dipendenti di 30 unità. È un contributo che anche il Comune dà all'economia di Chieti per permettere in pratica all'ente e soprattutto ai giovani di avere un lavoro. È chiaro, in Comune si viene a lavoro e dopo aver vinto un concorso. Partecipate ai concorsi,
o vi fa scutuardis, o fa un po', perché ho bisogno di personale, perché ogni anno sta indipendenza e va in pensione e ho bisogno di tornare a mettere altre persone al posto di che sono là in pensione. Quindi questo è un po' il bilancio del 2021, come vince il 2022 dell'anno di noi, che non spetta, con sempre lo stesso impegno, speriamo di non avere più gli smascarini alla fine del 2022, perché siamo un po' stufi di queste benedette pandemie e di questo Covid-19. Mandi a tutti e soprattutto auguri di buone feste. Incidente vuoi sul cricat dal dia sgonic dulachion Zobin di 33 anni da Luca l'ha perduto il controllo della macchina e è finita quintri dal muro di una chiesa. Distrude in maniera completa la macchina, ma di fortuna il guidatore non è stato ferito in maniere grivie. Il Zobin è stato portato dall'ospedale di Catinara per i controlli e per i scuris dal caso. E al ferme une macchine al colle in svenimento sul volante le succedute a Uden in via Lauzzadula un uomo di 50 anni ha avuto un malan intanto che guidava la macchina dopo aver arrivato a fermare alla perduti sentiments qualche dunque al passare di là si è in quarta l'ha chiamato i soccorsi che lo hanno menato in emergenza dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udin. E anche che Babbo Natale è arrivata, fa visite ai frus ricoverati, ai padiglioni di pediatria dall'ospedale di Udine, si è calas, Iudi fatte dal tetto insieme con gli elfs, con qualche altri dai supereroi, salutando al balcone i piccoli pazienti dal padiglione 7. Dopo di smontare dal tiete, Babbo Natale le entrate dentro i reparti per portare i regali e gli FS ai frus che colpe dell'imitazione dal Covid non sempre e poi invidire i genitori e stringhi udoglie. E allora anche per usgnotte alle tutte, grazie di aver ascoltato, ringrazio in regia anche Simone Caramaschi e Chiara Miscoria, no altris, o si vedendo mandi sere, mandi, grazie.